Abbiamo sentito da lei alcuni dati che riguardano l'incidenza del melanoma nel bellunese, ci vuole un po' contestualizzare allora questa malattia nel nostro territorio. Allora, i dati a livello internazionale abbiamo un aumento del tasso di incidenza a livello mondiale e soprattutto da uno studio recente del 2022 che analizza i dati mondiali si vede come nelle zone dell'Est Europa e del Centro Europa c'è un aumento percentuale annuo di circa il 3%. Anche nella regione Veneto abbiamo questo aumento dell'incidenza del melanoma intorno al 3% nella donna, 3,8% nell'uomo. Quello che si assiste nell'USL 1 è un aumento ancora più alto, nel senso che abbiamo dal 1990 al 2018, che sono gli anni per cui è stato calcolato questo trend, un aumento percentuale annuo degli uomini del 5,8% e nelle donne di 4,1% annuo. Cosa vuol dire? Che sta aumentando l'incidenza di questo tumore. Quindi siamo qui proprio per promuovere un intervento di promozione della salute, di adottare quei comportamenti salutari per la prevenzione di questo tumore e questo tumore comunque se diagnosticato in fase precoce è un tumore che garantisce una buona sopravvivenza. Quindi l'altro messaggio importante è comunque di fare diagnosi precoce, quindi anche attraverso ovviamente poter anche consultare il proprio medico di medicina generale o comunque avere una capacità anche di osservare la propria cute e andare a vedere, soprattutto nelle persone che hanno più nei, che hanno una carnagione chiara, occhi chiari e capelli chiari, di avere un monitoraggio della propria cute e andare a vedere se ci sono lesioni che stanno mutando di dimensione, di colore e quindi fare anche una autovalutazione e accorgersi di questi cambiamenti, ovviamente eventualmente consultando lo specialista dermatologo.